In migliaia, veneziani e non solo, si sono recati anche quest'anno in pellegrinaggio alla Basilica della Salute, come accade ogni 21 novembre, da quando nel 1687 fu completato l'imponente edificio di culto sulla punta della Dogana, quasi davanti a Piazza San Marco, un ex voto alla Madonna per la liberazione dalla peste che flagellò la città tra il 1630 e il 1631. Una pestilenza di proporzioni drammaticamente bibliche, 46.000 morti su 140.000 abitanti, il 33% della popolazione. Oggi che Venezia inizia a rialzarsi dopo 5 giorni sotto l'assedio di un'acqua alta che non ha precedenti per intensità, il pensiero del cardinale Angelo Moraglia va proprio ai pericoli che incombono sulla città. Di fronte a questi fenomeni di acqua alta eccessiva che si stanno ripetendo con una frequenza inusitata rispetto al passato, bisogna avere una difesa della città. Ecco, questa è la grande aspettativa di noi veneziani, è quella di vedere dopo quasi 40 anni quell'opera che attendiamo tutti in esecuzione, avere il coraggio di finirla e di metterla a essere funzionante. Sfiorare le tragedie a Venezia non può diventare routine e come abitanti di Venezia non possiamo più appellarci o rassegnarci alle fatalità o alle concomitanze anomale, ha detto Moraglia durante la Santa Messa nella Basilica di San Marco, uno dei luoghi più colpiti dalle alte maree. Poi la visita alla salute, senza dimenticare altri problemi che affliggono drammaticamente la città, a partire dallo spopolamento, ma non solo. Venezia, oltre ad avere il suo fascino particolarissimo, è anche una città che ha una unicità, che è quella di essere nata su delle palafitte, sull'acqua. E quindi io penso che in questa prospettiva bisognerebbe anche trattarla dal punto di vista così della considerazione anche di uno statuto, di un regolamento come una città unica.